proposito di giustizia, c'è una grande discussione intorno alle intercettazioni telefoniche. Lo chiede a me. La battuta è pronta, il riferimento politico e personale è evidente. Da Codogné, dove si trova per il taglio del nastro di un'opera sulla Cadore Mare, Luca Zaia torna sul nodo intercettazioni. Da una parte c'è il dibattito innescato dalla volontà di riformare lo strumento, annunciata e ribadita a Vicenza dal ministro Carlo Nordio, con conseguenti polemiche non solo politiche. Dall'altra la vicenda più privata, ovvero le frasi pronunciate dallo stesso Zaia in una conversazione telefonica sul virologo Andrea Crisanti, diffuse dalla trasmissione Report a inizio anno e che hanno creato un vero e proprio caso. Sinceramente penso che non ci siano cittadini che siano contro l'intercettazione. Il problema è che le tue telefonate personali che nulla hanno a che vedere con l'indagine e comunque in generale vorresti non vederle sui giornali e pensare magari che siano solo elemento di indagine utili al magistrato per eventualmente arrivare a scovare degli illeciti, delle illegalità. Ricordo un'ultima cosa, che l'intercettazione che spesso vediamo non è la chiacchierata, la telefonata fedele, è una sintesi di quella, per cui poi bisogna andare a vedere quello che accade realmente e poi, come nel mio caso, visto che parlo in veneto, anche la traduzione. Questa è la linea del governatore a meno di 48 ore dal convegno organizzato dal gruppo Il Veneto che vogliamo a Padova su libertà di critica e informazione. Collegato online anche Crisanti è andato letteralmente all'attacco, nel mirino sia Zaia che Nordio. Noi abbiamo il ministro Nordio che in Parlamento, invece di stigmatizzare il comportamento di Zaia, praticamente vuole eliminare le registrazioni, perché non sia mai che casi simili vengano alla luce in futuro. Le parole pronunciate da Zaia rimarranno e io gli chiederò conto sul fronte legale, ha aggiunto il virologo. Intercettazione o no, i toni restano incandescenti. Finalmente noi, ma penso i veneti, hanno visto il vero volto dell'esercizio della politica che vogliamo governare questa regione.